subito la parola al regista, intanto, ad Alessio Provesi. Sempre difficoltà quando finisce il film, perché comunque per chi utilizza le immagini per esprimere e mostrare ciò che si porta dentro e viene fuori, la tendenza è quella di rimanere in silenzio una volta che il film è terminato. Però credo che c'è sempre qualcosa che sfugge e quindi va ribadito quantomeno a parole. E io cerco di far sì che chi è apparso in queste immagini che avete visto abbia quantomeno il valore e il merito che si deve dare a una persona come ad esempio Sergio, che è l'ultima persona che avete visto e che pochi giorni dopo le riprese ci ha lasciato. Io posso solo che dire che ho fatto una gran fatica a organizzare a montaggio il film, perché con l'enorme quantità di ore di girato che abbiamo impressionato nei file, ad un certo punto mi trovavo in una difficoltà immensa, perché i problemi erano veramente tanti, che molti sono rimasti fuori anche da questo documentario. E non sapevo proprio come ordinarli, non sapevo trovare il senso a questo caos devastante di dolore, appunto, malattia, morte e devastazione. E proprio le parole di Sergio sono state l'incontro, è stata l'ultima intervista, o anzi dialogo che abbiamo avuto, e proprio lui è stato in grado, semplicemente esistendo, con la sua immensa dignità e umanità, a dare un senso a questo film. Le riprendo velocemente e devo dire che lui dice una cosa importantissima, che per 50 anni hanno fatto fare quella vita senza avvertirlo di nulla, pur sapendolo. E non trovo anch'io giusto che delle persone decidano dell'esistenza degli altri, ma soprattutto trovo che la stessa generazione di Sergio abbia inciso non indifferentemente, anzi in maniera pesante, sulle esistenze di gran parte delle persone che tuttora vivono in Veneto, in questa regione. E lui dice che non siamo riusciti a fermarli. Io credo che noi che abbiamo provato a fare questo documentario, alla fine, anche se in una forma ingenua, qualcosa stiamo cercando di fare per fermare queste persone, perché sono persone in carne e ossa come noi. L'unica differenza è che sono molte meno e hanno un potere decisionale immenso su tutti noi. Quindi questo che noi stiamo cercando di fare è proprio un tentativo iniziale, un principio, per far sì che questo che si sta tuttora, mentre io parlo, ripetendo di continuo, si fermi prima o poi, ma da soli non facciamo niente. Quindi tutti voi presenti, è una richiesta che vi faccio, fate in modo che una volta fuori da questa sala vi portiate dentro le immagini che più, o le parole che più vi hanno toccato, coinvolto, e le distribuite a chiunque, al vicino, all'amico. Non ditevi andate a vedere il film e basta, siate voi i primi a mediare con le altre persone in carne e ossa. Non fermate tutto, chiudete tutto dentro questa sala. Io spero che qualcosa venga portato fuori da questa sala e siete voi a doverlo fare. Concludo solo dicendo che è fondamentale ricordare che di bellezza in questo posto c'è ancora. Bisogna fare di tutto per salvaguardarla, per far sì che questa bellezza
che in questo momento è coperta da una coltre di nube, di inquinamento e di aria che non contiene quasi più ossigeno, venga finalmente evasa e che prima o poi, assieme a tutte queste persone che ci hanno messo la faccia e qualcuno ci ha messo anche la vita, ritorniamo semplicemente a compiere l'atto più semplice che abbiamo a disposizione, cioè respirare. Io vi ringrazio e passo velocemente la parola a Matteo che ha collaborato con noi al documentario e di nuovo grazie. Attraverso i nostri filtri, la pelle, le prime vie aeree, i polmoni, i reni, il fegato, le normali funzioni digestive, le tossine vengono espulse. A queste persone questo circolo si blocca e per loro ogni minima sostanza tossica, chimica scusate, diventa tossica. Quindi per loro è impossibile per esempio stare qui con noi, un po' per il caldo, un po' perché ognuno di noi usa la lacca, il gel, il balsamo. Per loro ogni minima sostanza chimica diventa veleno. Anche io ho avuto una moglie che per 2 anni è stata chiusa in casa perché vivevamo in un condominio e non c'era verso di vivere una vita normale. Diceva giustamente bene l'ultima persona, la stiamo pagando cara. Pensiamoci bene perché la stiamo pagando veramente cara, non solo noi, ma i nostri figli e anche forse in seguito, forse anche le generazioni future se non ci mettiamo in testa che si può benissimo vivere senza dover impegnare in questa maniera spropositata. Io, per poter dare una risposta anche alle centinaia di persone malate nel Veneto, tenete presente che la percentuale di ammalate di sensibilità chimica in Italia si aggira sul 6% della popolazione italiana. Il che vuol dire che abbiamo circa 3 milioni e mezzo di persone ammalate, come quelle che sono lì. Se vedete le fotografie del satellite della pianura padana, la vedete rossa come la Cina. La pianura padana e la Cina hanno lo stesso grado di inquinamento, folle, penso che molti di voi ne l'hanno visto. Cosa? Dopo molti anni abbiamo iniziato a pubblicare nel Corriere. Esattamente, sono proprio quelle. Molti anni noi dobbiamo vivere per questo ambiente, dobbiamo giustamente fare qualcosa per cambiare, perché altrimenti dobbiamo sempre subire non va bene. Io assieme ad altre persone ho fondato un comitato, che è il Comitato Veneto Sensibilità Chimica Multipla, per dare una risposta a tutte queste persone malate. Presupposto che l'attuale modello di sviluppo basato sulla crescita illimitata dell'economia non può più assicurare la piena tutela della salute delle generazioni presenti e future, che le persone malate di patologie legate all'inquinamento ambientale sono in forte aumento, che i territori sono soggetti a sempre più frequenti inquinamenti ambientali, pur essendo già pesantemente aggravati da numerose e a volte inutili infrastrutture, che vi è necessità di informare in maniera capillare e più precisamente possibile ampi strati della popolazione di tutte le problematiche riguardanti la salute, intesa non solo come benessere fisico, ma come tutela della salute. Quindi come comitato ci proponiamo di dare queste informazioni e anche di fondare un comitato scientifico nazionale per chiedere delle risposte serie e convincenti, perché ancora questa malattia, secondo qualcuno, è di natura psichiatrica, quando tutti i test e tutte le visite che sono state fatte a tutte le persone malate hanno sempre dato esito negativo. Io ringrazio i registi per questo, perché è stato un film che è stato un pugno nello stomaco, ma ci voleva proprio, perché essere messi di fronte a certe realtà fa male, ma è sempre una cosa salutare. Grazie. Vorremmo sentire anche le vostre domande, abbiamo cercato di essere sintetici per non fare troppo tardi, insomma. Se avete osservazioni, domande, critiche. Il fatto da imprenditrice che sta decidendo di chiudere la propria attività, c'è una fortissima infiltrazione mafiosa nei nostri territori. E purtroppo ha intaccato anche le carattere ambientale. L'acqua.
paese per paese. Ha intaccato anche problemi soprattutto ambientali, perché chiaramente le nostre fabbriche hanno portato giù nella terra dei fuochi tutti i rifiuti tossici. I soldi che hanno preso loro giù sono per investirli qui. E mi sicuro che la mafia è molto più presente di quello che non si pensa. Quello che dici tu non lo dico io, ma lo dice l'Istituto di Statistica e anche la Guardia di Finanza. E il Mose penso sia una delle più grandi ed enormi, assieme alla Pedemontana che tra un po' arriverà, che se uscirà la Sapienza del TAR, quindi anche lì capiremo chi c'è dietro, e è una delle più enormi, come dire, segni stampi quasi per quanto riguarda la corruzione in Italia e le infiltrazioni mafiose, perché non serve essere i Pisotti globali, no, come dicono, per essere dei mafiosi. I mafiosi sono i Galan, i Chisso, i Baita e quant'altro, questi sono i veri mafiosi. I metodi mafiosi sono quelli che contano. E qui in Veneto, come sentiamo ormai dai giornali, dalle inchieste e quant'altro, le mafie hanno preso il strumento, le ecomafie soprattutto. L'avete visto dall'Atlantico Sud, sotto ci sono 150.000 metri quadrati di scorie tossiche, tra cui amianto, cromo esavalente, a Vicenza, Tezze su Brenta, il più grande inquinamento di cromo esavalente d'Europa, e siamo il secondo nel mondo. C'è il film Brockvis che ne ha parlato. Tutte le discariche che ci sono in Veneto, verso Vigo, ce ne sono nella Bassa Padovana, le concerie di Chiampo che inquinano in maniera smisurata da 50 anni, e ci sono ancora dei politici tipo Zaia che riesce ad andare in campagna elettorale a farsi fotografare con loro. Quindi la dose di corruttibilità è indubbia che c'è nel settore privato, ma io mi chiedo, ma chi decide alla fine? Se non un politico? Buonasera a tutti, io sono Omar Basetta, sono un imprenditore, sono qui in Treviso, e niente, ho fatto un commento su quello che abbiamo visto, soprattutto sulla condizione degli imprenditori che abbiamo visto all'inizio. Quello che voglio dire sul mio è che l'unica cosa che penso è che non dobbiamo portarci a casa questa sera quando andiamo via l'indignazione e domani dimenticare, andare avanti e passarci sopra. Io penso che dobbiamo partecipare tutti quanti attivamente. State vicino al gruppo di Ponzano o Treviso se siete più comodi, perché l'unica maniera per riuscire a combattere, perché alla fine è una lotta tra chi vuole fare i propri interessi economici e basta, e chi vuole vivere una vita normale, tranquilla, alla vita, e anche riuscire a lavorare sicuramente per gli imprenditori che creano poi l'occupazione. Quindi non soltanto l'indignazione, ma combattere serenamente e effettivamente insieme ai gruppi che ci sono, e tutto qui in caso di particolare. State insieme ai gruppi. Noi insistiamo molto sull'informazione, noi siamo nati per questo, poi ognuno si fa una sua idea, nessuno vuole indottrinare, nessuno vuole imporre idee, ideologie, cose. Ma è fondamentale informarsi, è fondamentale guardarsi attorno, è fondamentale sviluppare anche un certo senso critico, perché non possiamo più chiudere gli occhi e anche, dico io, insomma, contentarci di sorbirci quello che ci viene detto dalla TV o dai giornali. Insomma, dobbiamo partecipare a incontri come questi, far parte di un comitato, agire in quel senso, poi ognuno fa il suo. Vi ringraziamo tanto di essere intervenuti e di essere rimasti.
Vi anticipiamo che entro la fine dell'anno organizzeremo un altro evento che avrà come tematica la nostra cava, qui la Cava Morganella, che è un grosso cruce, un grosso problema ambientale anche quello, e stiamo delineando l'evento, gli ospiti, eccetera. Se volete, al tavolino ci sono dei segnalibro gratuiti di Bandizza, e se pensate che serate di questo tipo, anche senza marchio politico, ma serate di questo tipo per l'informazione dei cittadini possano essere utili, e vi chiediamo di lasciare un'offerta libera fuori, uscendo. Avete anche ricevuto i volantini per quanto riguarda l'evento sulle generazioni, che era importante, e direi che ecco, se volete comunque contattarci, insomma, noi siamo qui adesso a chiudere la sala, per cui possiamo lasciarvi i nostri contatti. Grazie e buonanotte.